Siamo dinanzi ad uno dei chioschi siti lungo il litorale salleonino, strutture ricettive che versano in uno stato di abbandono assoluto. L'associazione Marimico di Agrigento ha voluto sensibilizzare le istituzioni competenti affinché in prossimità dell'estate prossima 2016 queste strutture abbiano una finalità adeguata. Voi cosa proponete? Sia di revocare le concessioni o quantomeno di ripristinare questi siti? Sì, sono un gruppo notevole, alcune sono poste sotto sequestro dall'autorità giudiziaria, altre sono abbandonate e comunque non sono utilizzate. Addirittura una da 20 anni, il Lido Astere, che è la struttura più bella che abbiamo ad Agrigento, è in totale abbandono. Non possiamo tenerle in queste condizioni. Questa è la nostra banca, questo è il nostro futuro, il demanio, lo dobbiamo sfruttare. Quindi io invito tutti gli organi preposti al controllo e che hanno qualcosa da dire su questo demanio a mettersi insieme, fare una conferenza di servizio. Capisco che la competenza è del demanio, il sindaco già mi ha fatto sapere ieri di non avere alcuna competenza, probabilmente farà lo stesso la Capitaneria di Porto e la Soprintendenza. Non è così, ci dobbiamo mettere tutti seduti intorno a un tavolo per risolvere questo problema, non è possibile questo degrado. Valutando la situazione, comunque questa fascia costiera è di competenza del demanio regionale, ma un'altra cosa che va valutata è che ormai i chioschi sono in prossimità proprio del mare. Questo è un altro problema, ovviamente alcune concessioni non possono essere più rinnovate perché il mare ha avuto il sopravvento. Esiste un PUDM, un piano di utilizzo del demanio marittimo che non viene applicato. Sediamoci, sedetevi intorno a un tavolo e risolvete questo problema. Questo è il nostro futuro, il demanio marittimo di San Leone è la nostra industria, deve essere sviluppata e non può essere abbandonata in questo modo.